Amici bellini, oggi lo so che è giorno di conferenza, ma ho pensato di regalarci un video extra che vi arriva mattutino in attesa poi della conferenza, perché la vigilia è un giorno d'attesa, no? Si aspetta i regali, le cose, il brodino. Cominciamo! Non lo so se si fa il brodino alla vigilia, bisogna mantenersi leggeri, però. Tonino, pazienza, ecco, pazienza, è andata come doveva andare, abbiamo pareggiato col Verona, però io penso che potete lasciarli tanti like, perché volendo evitare, è bello il video di recap, mi piace il video dove si fa il riassunto di un po' tutto quello che è successo e si parla anche delle altre squadre, quindi perché è importante non essere troppo napolicentrici, perché si deve capire, anche per capire la tua squadra devi capire come va il calcio in generale, i momenti, i periodi, come vanno le tue avversarie, come vanno le tue competitor e le squadre che ti possono assomigliare. Uno sguardo all'Europa mi sembra doveroso, anche perché non volevo bissare il video di recap che ho fatto la settimana scorsa, insomma la giornata precedente, perché dovrei fare la stessa cosa, dici il Sud che risorge, perché questa volta si deve parlare proprio di Roma come città, con Lazio e Roma che si impongono su tutte le altre, e quindi pensavo già a una grafica con la Lazio e la Roma, poi sotto mettevo Napoli e Milan che comunque hanno pareggiato, e un po' ancora più sotto Inter e Juve che invece hanno perso. E quindi poteva essere interessante così, però secondo me, per non bissare quella, e ne parliamo sicuramente anche delle italiane perché ci riguarda, ho voluto dare uno sguardo all'Europa, perché in continuazione si è detto ma allora il Napoli come l'Arsenal, e non credo, e poi si è detto anche il Napoli come il Benfica, e nemmeno credo, quindi andiamo a vedere con un ambrabama tattico di cosa si tratta. Allora, prima di tutto partiamo dalla Bundesliga, che è quella più tight, stretta, nel senso che qui il Bayern di Monaco questa volta rischia brutto. Ricordiamo che loro hanno 28 partite, noi nel campionato italiano siamo già arrivati a 30, però noi guardiamo le differenze, vedete sono solo 2 punti di vantaggio il Bayern di Monaco, e si può ipotizzare che stanno per uscire dalla Champions League. Ora o fanno il discorso si esce dalla Champions per concentrarsi in campionato. Quello che stiamo vedendo, ragazzi, è che un po' in tutti i campionati, subito dopo le coppe, se non hai una squadra all'altezza, gli squadroni pieni di top player, qualcosa la puoi anche pagare, e le stanno pagando le italiane, lo abbiamo visto, Napoli compresa, e se pagano anche le altre, vediamo il Chelsea che perde. In generale, quella che però non stecca è il Manchester City, quindi se il Bayern di Monaco proprio siamo nella strettezza e quindi non si possono considerare campioni ancora per nulla in Premier League, in questo momento l'Arsenal qualche cosa la sta rischiando, perché hanno una partita in più a 74 punti, il Manchester City ne deve recuperare una, e potrebbero portarsi a -1. Con chi gioca il Manchester City? Me lo potete dire voi nei commenti, perché è difficilissimo trovarlo. Tra l'altro il Manchester City è ancora in corsa anche per la FA Cup, perché l'importanza è, e lo stiamo vedendo perché vedi come tutto si ricollega, lo stiamo vedendo, l'avversario non puoi fare ok, incontri col Sassuolo più 3 punti, l'Inter con il Monza fa 3 punti, non è detto, non è assolutamente detto. Lo stato di forma, le motivazioni, la stagione, i problemi tattici alle volte sono più importanti di quelle che sono gli infortuni, un po' di sfortuna, di quello che è il tuo avversario, perché si può perdere contro chiunque, e ne siamo testimoni. Noi usciamo con la Cremonese dalla Coppa Italia e stecchiamo col Verona, con il Lecce all'andata, l'imponderabile, poi invece battiamo 2 volte bene la Roma, insomma è l'imponderabilità. Allora, quindi se è vero come è vero che l'Arsenal qualcosa la sta rischiando, e sarebbe una tragedia, perché loro non dico che stavano festeggiando come noi con le bandiere, ma fanno interviste in lacrime i tifosi dell'Arsenal, che stanno aspettando da tanti anni anche loro il ritorno alla vittoria. Nel campionato portoghese il Benfica, anche lui
qualche cosa, vedete le ultime due sono 2x, dopo la sconfitta con l'Inter hanno perso un paio di volte e quindi attenzione anche al Benfica, il Porto si avvicina, sono in vantaggio di solo 4 punti e hanno, come vedete, anche loro 28 partite giocate come in Inghilterra, quindi altre due per raggiungere, vedi il Benfica per esempio, se le altre due le vince e fa 6 punti si porta a 77 punti, quindi supererebbe il Napoli. Chi altro potrebbe superare il Napoli? Non il Paris Saint-Germain, che già ha 31 partite e ha 72 punti, quindi 3 punti in meno del Napoli con una partita in più. Però qua stiamo parlando di 8 punti in più sul Marsiglia, quindi il Paris Saint-Germain già sta un pochino più tranquillo. Voi toglietevi un attimo i panni del tifoso del Napoli, no? Se qualcuno ha avuto dell'ansia perché poi si pareggia col Verona, poi uno si aspetta il discorso della Juve che sopravanza, così viene l'ansia, poi dobbiamo andare a Torino e invece l'ansia ve la dovete togliere. Perché ci arriviamo su. Se voi vi spogliate un attimo dei panni del napoletano e vi mettete i panni del Barcellona, ok? Barcellona, situazione simile, hanno 29 partite, non 30 come noi, quindi stando loro a 73, se vincono la prossima possono arrivare a 76 in 30 partite, quindi un punto più di noi come classifica generale, e stanno a più 11 dal Real. Ora, nell'ultima partita del Barcellona che ha fatto, ha pareggiato 0-0, mentre il Real ha vinto fuori casa 0-2. Ora, secondo voi i tifosi del Barcellona si sono fatti prendere dal panico e dietro c'hanno il Real, non hanno la Lazio, hanno il Real Madrid? Attenzione, il Barcellona che fa? Con 11 punti di vantaggio, stecca una partita, la pareggia, il Real ti vince dietro, quindi ti recupera 2 punti. Con 29 partite, secondo voi, voi non siete tifosi del Barcellona, avete paura che il Barcellona non lo vince questo campionato? Questo è il discorso che si deve fare. E secondo me, guardando la Serie A, è chiaro che il tifoso del Napoli un po' di panico se lo fa venire, perché fa parte del percorso. Secondo me fa parte anche del godersi il percorso, avere un po' di ansietta ed essere un pochino più preoccupati ogni tanto. Però oggi, cioè ieri, è successa una cosa importantissima. Con la sconfitta della Juventus, signori, finalmente sappiamo chi è la seconda in classifica e questa è la cosa più importante. Sentitemi a me, guardiamoci nell'anno, ridateglieli quei 15 punti, non li voglio sentire più che si sentono perseguitati eccetera eccetera. Ridateglieli immediatamente i 15 punti. Guardate, con i 15 punti che recuperano vanno a 59, 2 punti dietro la Lazio e sono terzi in classifica. Quindi la classifica attuale con i punti che glieli ridanno, perché la squalifica del campo gliel'hanno dato, non esiste il rashes, si aggiusta tutto. Vuol dire che Napoli, Lazio, Juventus e Roma, in questo momento Milan e Inter fuori dalla Champions League. Pensate un pochino alla situazione. Il Napoli sta a più 16 dalla Juventus, sta a più 14 sulla Lazio e a più 16 sulla Juventus. Andiamo a Torino, aiuto, si perde benissimo, la Juve sta a meno 13. Se voi credete che un qualsiasi altro tifoso europeo guarda questa classifica e si preoccupa del Napoli perché magari vede che Osimhen è stato infortunato, Kvaratskhelia è diventato prevedibile, ha detto Sacchi, mamma mia ragazzi, e quell'altro Meret, la maschera, e Mario Rui non è più overperformante, Anghissà attacca e stacca. Un tifoso qualsiasi europeo dice il Napoli ha già vinto, ma perché hanno già pagato le scommesse? Chi è che quando uno si paga già le scommesse vuol dire che si va oltre quelle che sono le possibilità e l'imponderabilità. Non fatemi sentire ansie, ma perlomeno, se vogliamo poi discutere su qualcosa, almeno sappiamo in verità, non dobbiamo fare se glieli ridanno invece no, noi sappiamo che stiamo a più 14 dalla seconda in classifica, che in questo momento è la Lazio. Se poi loro perdono partite, si devono afferrare tra di loro, a noi non ci interessa proprio, perché abbiamo 8 partite da giocare. Come abbiamo visto in quest'altra tornata, la Lazio vince bene e va avanti contro lo Spezia, partita facile. La Roma ha vinto contro l'Udinese dopo aver perso però in Europa League. L'Inter, dopo aver vinto col Benfica, perde con il Monza. Il Milan, dopo aver vinto con il Napoli, cambia tutti i giocatori perché non sia mai la madonnina che hanno. Qualcuno si stanca.
stanca e pareggia con il Bologna, e il Napoli che ha cercato di fare un turnover un po' più moderato ma necessario perché stanno stanchissimi, e più che pensare al Milan pensi anche a quelli che sono stanchi per farli performare bene contro il Verona. 0-0 con il Verona, con una traversa che sta ancora tremando. Quindi se è vero come è vero che noi siamo dispiaciuti, che con il Verona è stata una partita inguardabile, che il Napoli non ha creato nulla, benissimo, mettiamoci una pietra sopra, e guardando anche gli andamenti delle altre squadre, onestamente il Napoli sta facendo delle cose incredibili, meglio di noi può andare solamente il Barcellona, che però deve affrontare l'Atletico Madrid, e il Benfica come punteggio generale, come vedete, dove però il Porto sta dietro. Quindi quando noi facciamo il discorso delle scarse, del campionato scarso, va riflettuto un pochino su questo, bisogna approfondirlo ancora una volta. Io quello che vi ho detto è che il Napoli sta facendo un campionato di livello europeo veramente, al pari del Benfica, del Barcellona, al pari dell'Arsenal, che però ha un competitor che è quello del Manchester City, al pari del Benfica che però ha un competitor come il Porto, mentre Paris Saint-Germain non ha un vero competitor nel Marsiglia. Il Bayern ha un competitor, ma il Bayern sta facendo un campionato deludente. In conseguenza, ragazzi, sono quelle dietro di noi che non stanno facendo il loro dovere appieno. E dico anche la verità, la Lazio non è che parte per vincere il campionato, quindi sta facendo meglio dei suoi standard, sta superando record su record, quindi bisogna fare i complimenti alla Lazio. Non si può dire la Lazio è scarsa rispetto alle squadre che invece dovevano effettivamente lottare per il campionato, che sono il Milan campione uscente, l'Inter con quella rosa e la Juventus con quella rosa. Questa secondo me è una verità dei fatti. Poi il campionato scarso, il campionato non scarso, ma se siamo scarsi com'è che andiamo avanti in Europa? Andiamo avanti in Europa, ma poi paghiamo in campionato e vediamo come si andrà avanti in Europa. Chi sta facendo veramente bene ultimamente è la Fiorentina. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo video doveva rimanere breve, non rimane mai breve, ma voi vi godete questo, lasciate i like e aspettiamo tutti insieme la conferenza di Juan Jesus e di Spalletti, perché ci dobbiamo godere una serata di Champions che è storia. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.